Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa. Sono cavalli di 3 anni con i Silky Gentleman, all'1 Futura S, 2 Fast and Furious, 3 Furbrunnen Point, 4 Flashdance Trio, 6 Fenice dei Greppi, 7 Frida Pax. Problemi per Fast and Furious, problemi anche per Flashdance Trio. Va davanti in 1 metro Furbrunnen Point che scende lungo i birilli, avanti a Futura S, terza posizione sbaglia anche Futura S e così rimane in seconda posizione numero Frida 1 Pax Futura a S precedere squalificato. Fenice dei Greppi, mentre lontano insegue il numero 2 di 4 Fast Flashdance Trio squalificato. Lancio in 15-8 per Furbrunnen Point che rallenta il ritmo, ha preso la testa senza spesa e adesso può controllare le operazioni. Tutti i principali rivali non ci sono più, infatti Futura S e Flashdance Trio sono a tabellone, Fast and Furious è a 30 metri dal gruppo. Furbrunnen passa in 32-3 i primi 400 metri di corsa, prosegue in vantaggio la figlia di Vivid Wise S, Vivienne F di Walter Zanetti, che ripetiamo, dopo numero 600 metri 1 Futura S continua squalificato a guidare il gruppo. Si completano i primi 800 metri di corsa in 1, 3 e 4 con all'avanguardia Furbrunnen Point, nella sua scia Frida Pax, terza posizione per Fenice dei Greppi, ha raggiunto il gruppo e si avventura per linee esterne Fast and Furious. 1.19.2 i 1000 metri iniziali da parte di Furbrunnen Point, che a metà della retta opposta alle tribune inizia ad accelerare in progressione, si porta sempre in scia Frida Pax, poi Fenice dei Greppi, 14.8 la retta opposta alle tribune, 1.34 i 1.200, è in vantaggio Furbrunnen, Frida Pax non la perde di vista, poi Fenice dei Greppi e Fast and Furious. Quando siamo all'ingresso della addirittura d'arrivo, Furbrunnen Point vi entra in vantaggio con una lunghezza da gestire nei confronti di Frida Pax che va al suo attacco. Furbrunnen in vantaggio, attacca Frida Pax, Furbrunnen ancora mezza da gestire, Frida che insiste con decisione nel finale sul palo, Frida Pax che stampa Furbrunnen Point, poi Fenice dei Greppi, 30 a chiudere, Frida Pax, Otello Zorzetto per il training di Michele Raimo. I colori sono quelli della Saikala Stable, in arrivo quelli della scuderia Dale. La vittoria di Frida Pax che sul traguardo stampa Furbrunnen Point e la viene a giustiziare, mentre per il terzo segue Fenice dei Greppi la vittoria di Frida Pax, una figlia di Infinitif e Irina.